Ripartiamo dal lago d'Idro. Dopo aver fatto un pasto abbastanza veloce ma buono al Barbona, che tra l'altro mi ha consigliato Strange Biker, che saluto ovviamente, con il quale mi sono sentito qualche giorno fa per chiedergli un po' di indicazioni e consigli. Top, siamo lungo lago e adesso finalmente saliamo al passo Baremone. Vista del lago, noi prima eravamo là dall'altro lato, quando siamo scesi, figata. Ed eccoci qua che saliamo, via, si sale rapidi qua. Guarda che bello, sono un po' ansioso perché questo proprio non l'ho mai fatto, mentre invece la Transversinia l'avevo già fatta, questo non l'ho mai fatto ed è tutto nuovo per me, quindi sono un po' agitato. Vabbè, ma vado piano. Agitato, e poi ripeto, questi 2 giorni qua ho praticamente fatto quasi sempre io da tour leader, che va bene, figo, per strada diciamo che mediamente non ho problemi, sullo sterrato in queste situazioni ne ho un po' di più. Però si fa, ragazzi, tutto si fa, decisamente paesaggistico, turistico. Canti questi tornantelli, Guarda là che bello il lago, tanto per sicurezza l'ho messa già in enduro mode, respiro un po' di aria. È veramente bellissimo però, cioè proprio si addentra nel bosco, è veramente figo. Poi c'è un budello a salire adesso che non vi raccomando, ragazzi. Madonna, com'è frastagliato nel navigatore. Mi si incrampa tantissimo la mano, vabbè. Perché sono impegnato alla guida, perché è abbastanza difficile, meglio, è più difficile di quello che normalmente faccio io in modalità normale, stradale, un po' ricorda le strade che abbiamo fatto in Toscana, no, Farfallina. Bello, ma con la scusa che è un po' così, il cuoricino che batte. Però guarda che passaggi stupendi, che paesaggi meravigliosi, super, guarda qua. Macchina, me la so vista in faccia, stavo cazzeggiando, la moto che sta scaldando a furibondo. Palla di fuoco a 18.000 gradi! Dovremmo essere arrivati in cima adesso, ed eccoci arrivati in cima. Ci vogliamo fermare? Andiamo avanti? Andiamo avanti? Qui devi avere fortuna di prendere il palo, proprio quello allora. E poi qua succede così. Cos'è quello che c'ha paura? Si vede? Tu sei proprio stronza, però. Inception di video. Va bene. Ecco. Aggressività estrema. Ecco. Aggressività estrema 2.0. Ragazzi. No, potevi andare, Puoi andare. Questo è un pezzettino un po' aggressivo, Thank you. Ovviamente Ale è già volato avanti, invece no, perché mi caga addosso. Ma non sarebbe niente di grave la strada se non facevo solo strapiombo, Un po' di ansietta c'è, ragazzi, Ecco qua. Ho le gomme troppo gonfie. Non mi va un cazzo. Cioè la moto non mi va su un cazzo, non capisco. Che tuono che ho preso il cerchio. Ma insomma, il Baremone è fatto, ma vabbè, con fatica questo passaggio, moltissima fatica, devo dire, non ero prima volta che con questo tipo di fondo mi sento ancora molto poco preparato. La moto faceva veramente fatica a salire, sgommava in continuazione, ho provato a sgonfiare un altro po' la gomma, posto fenomenale comunque. Guarda che roba, guarda che posto. Cioè, top.
salendo adesso si arriva praticamente alla malga del Maniva. Tu mi sa che sto cagato parecchio su. Ma il giusto. Giusto? Beh, se guardi di dentro non è bello. No, mi sono cagato abbastanza al giusto, ma più che altro perché... Esatto, è la mucca. No, è che a un certo punto, ragazzi, cioè io ti giuro, non andava su un cazzo, ho sgonfiato con un po' la gomma, come acceleravo la ruota di faceva tutta così nella ghiaia, non capivo un cazzo. Sì, mai fatto in vita mia, nuova esperienza, ho imparato anche quello. Poi forse con la gomma finitina anche. Vabbè, non era da fare qui, però con queste moto qui devi I colpetti. il peso Esatto. che sposta le rocce e ti serve un po' di velocità. Sì, sì. Non era da fare qui. No, ma al corso mi hanno insegnato di fare i colpi di gas però figa, qua siamo lì il buco del culo. Allora, tu hai già fatto il Croce Domini, no? Hai detto? Da lì, Sì. per la strada lì si va in là. Esatto. Il Croce Domini è lì. Se vuoi. Bene, e adesso andiamo a fare il Croce Domini, sperando di non prendere l'acqua. Ed eccolo qua. Che bello che è. Che bello che è. È proprio fico. Vaffanculo. No, non credo di farlo. No, non mi fido. No, vabbè, tranquillo, vi aspetto qua, dai. Saliamo alla base. No, scusa, rifallo. Contri ravvicinati del terzo tipo. Che bello che è. Il Croce Domini è veramente bellissimo. Comunque bravi loro. Io quella salita là non me la sono sentita di farla perché per entrare con la moto alla base bisogna fare un pezzo di fuoristrada, insomma, fare una salita che non è realmente battuta e io non me la sono sentita. Mentre invece adesso arriviamo sullo sderrato del Croce Domini, signori. Dove sono caduto? Vi lascio qua in alto il video nella scheda, così vi andate a vedere com'ero col multistrada sullo sterrato e come sono adesso. No, e non ho voglia di cadere, quindi non corro ancora. Bellissimo come sempre, veramente bellissimo. Forse l'altra volta me lo sono goduto un po' meno perché ero un po' più teso di stavolta. Sicuramente ero molto più teso di stavolta. Fabrizio, signori, Fabrizio e Ciccio Benza viene ovviamente abbondantemente lasciato indietro da Fabrizio, ma ci sta, è tutto un altro andare, ragazzi. Io la moto sicuro, ma anch'io. Grande Ale che ci ha fatto la ripresotta, poi vediamo di farcela dare, e là sono caduto proprio in questa salita qui. Mucca, ciao Mucca. Ecco, Fabrizio che fa le cose, gente coraggiosissima. Io veramente, ragazzi, cioè avete un coraggio, io non ce l'ho mica quel coraggio, con una moto stradale, cioè l'ho fatto come un coglione. Ed ecco lì il rifugio, top, arrivati. Non ti ho visto però, non ti ho visto fare il salto, bambino Fabrizio. Dove l'hai fatto? Qui? Te lo rifaccio, ti riprendo col cellulare. Se vuoi te lo riprendo. Quando faccio queste cose poi dopo mi cazzo. Allora, arriviamo a Iseo alle 17.08 e poi da Iseo si torna a casa. Sono bulli questi. Che succede? Devi far benzina? Ah no, orbene, abbiamo finito il passo Croce Domini. Bello sta casa. Andiamo in direzione Lago d'Iseo. Il lungo Lago d'Iseo. Guardate che panorama. Molto bello anche questo. Allora ragazzi,
ragazzi, dunque, siamo tornati da Iseo abbastanza velocemente. Io mi sono dovuto fermare a prendere un caricabatterie al volo perché il mio era bruciato, quindi siamo fatti una volata all'1€, ho preso il caricabatterie e siamo tornati perché avevo anche le batterie del cellulare praticamente scariche e quelle delle telecamere scarichissime, quindi non sono riuscito a riprendere niente o quasi nulla, insomma. Qua ci sono le motine, qua ci sono io, adesso andiamo a mangiare l'orecchia di elefante in centro a Verona, poi probabilmente andremo a bere qualcosa da Mr. Martini, questo è il piano. Domani non so ancora cosa farò, sicuramente saluterò i tosi, i ragazzi che tornano giù nelle Marche, mentre io non so se tornerò a casa o farò qualcos'altro, adesso devo ancora deciderlo. Quindi ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, direi che è molto semplice qua sotto, e dopo averlo fatto potete lasciare un bel like a questo video, lasciare un commento se vi piace, se vi è piaciuto. Vi ricordo come sempre che se vi iscrivete è totalmente gratuito e non fate altro che aiutarmi, ok? Aiutarmi col canale. Un video a settimana, ogni lunedì alle 18, se attivate la campanellina poi venite notificati che il nuovo video esce. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!